Oltre 60 opere che parlano di contemporaneo, dalle questioni ambientali e sociali a quelle legate allo spreco di cibo, alla vita lavorativa, unite dal fil rouge della complessità del mondo in cui viviamo, alla quale dare risposte immediate, anche visive, e di fronte alle quali anche un museo può e deve fare la sua parte. 12 anni di Poster Heroes, la mostra appena inaugurata nella sede di San Gaetano di Treviso del Museo Salce, racconta i nostri anni attraverso un concorso lanciato 12 anni fa da Plug, un'associazione culturale no profit nata con l'obiettivo di creare cultura e che bene si interseca con la collezione Salce di poster storici. È una mostra un po' diversa rispetto alle nostre solite, ma è proprio per questo, per dare quel quid in più e per far capire come la collezione Salce affondaci le radici nella storia della grafica, però è proiettata proprio anche nel futuro e in quello che sono i problemi estremamente importanti della contemporaneità. Gli illustratrici, gli illustratori di oggi interpretano delle tematiche attuali attraverso un mezzo visivo, quale è il poster, che affonda le sue radici ovviamente in una tradizione molto antica, ma che ancora oggi è mezzo di espressione molto valido. Fin dalla sua ideazione, il progetto ha ricevuto il sostegno della cartiera Favini, che per ogni opera fa un attento lavoro di combinazione tra le tecniche di stampa, nobilitazioni e carte di pregio selezionate dalla propria collezione. Sono carte goffrate, naturali, patinate e ad alto contenuto di sostenibilità per interpretare ed esaltare al meglio le opere fruibili dal vivo. Di poter utilizzare le opere per creare un calendario fatto sempre di carte diverse, che è una combinazione tra grafica, creatività, tecniche di stampa e carte.